Buongiorno cari amiche e cari amici, eccoci qua ancora oggi per leggere insieme un bel racconto. Il racconto di oggi l'ho tratto da questo libro, Le mie fiabe africane di Nelson Mandela. Sono fiabe e racconti della tradizione africana e come probabilmente molti di voi sanno, Nelson Mandela è stato un uomo politico che ha combattuto a lungo per l'indipendenza dei neri nel Sudafrica e ha preso il premio Nobel per la pace. È stato 27 anni in prigione proprio per questa sua attività in difesa dei diritti dei neri. E vi leggo questo racconto che si intitola La principessa della nuvola. La principessa della nuvola. E parla di una lepre. In queste favole gli animali vengono un po' personificati. Bene. La principessa della nuvola. Già in 2 occasioni la lepre era riuscita fortunosamente a salvare la pelle dalle grinfie di 2 cani che appartenevano al capo, il quale era anche il proprietario delle terre che lei regolarmente saccheggiava, sicché il suo timore era che un giorno o l'altro l'avrebbero catturata. «Dovrò coltivarmi il raccolto da sola», si disse tutta affannata, mentre si stendeva esausta sotto un cespuglio, in salvo dopo l'ultima fuga disperata. Era appena riuscita a seminare i cani che le correvano dietro veloci, facendo una brusca inversione di marcia, non appena per un attimo l'avevano persa di vista. La mattina dopo prese la zappa e si avviò nella foresta, dove scelse un pezzo di terra fertile e ben riparato. Strappò via l'erba e poi smosse e dissodò con cura le zolle. Quando si fece sera, ritornò alla sua piccola capanna, stanca ma soddisfatta. «Domani pianterò i semi di mais e quelli di zucca», decise, mentre cuoceva le pannocchie avanzate dal suo ultimo furto. «O uno di questi giorni scoprirò che quegli orribili cani sono troppo veloci per me». Quella notte dormì alla grossa. La mattina seguente, dopo aver innaffiato la prima colazione con della birra fatta in casa, la lepre partì alla volta delle sue terre, dove fece la sua brava semina. Quando fu soddisfatta del lavoro, tagliò un po' di legna e recintò accuratamente il terreno con uno steccato che tenesse alla larga l'antilope. Il clima le fu propizio e il grano turco crebbe e prosperò. Quando si avvicinava il tempo del raccolto, le pannocchie di mais erano rigonfie e le zucche belle tonde. Finalmente raccolse i primi frutti del suo lavoro. Seduta davanti al fuoco, la lepre arrostiva le pannocchie succose e pensava a quanto era stata stupida nel rischiare la vita tanto spesso nel campo di mais del capo. Ma una mattina, con grande disappunto, scoprì che durante la notte da qualcuna delle sue pannocchie erano stati beccati dei chicchi di mais. Delle strane impronte di uccelli, di un tipo che però non aveva mai visto, facevano pensare a un furto. «Metterò delle trappole per questi ladri di uccelli», disse tra sé, «anche se è strano che siano venuti di notte». Si recò al pascolo, dove il bestiame del capo stava brucando, e attese che il mandriano si appisolasse per strappare qualche pelo lungo e nero dalla coda di una mucca. Sulla via di casa legò quei peli con dei perfetti nodi scorsoi e li fissò bene nel terreno. Poi li cosparse leggermente di terra in modo che non si vedessero. Conclusi i preparativi, se ne tornò a casa, determinata a catturare i ladri.
Si alzò presto e mentre si avvicinava al campo fu contenta di sentire uno sbattere di ali. Al di là dello steccato vide che in effetti c'era un uccello intrappolato nel cappio, mentre molti della stessa specie volavano in circolo alti nel cielo, all'apparenza inquieti. Non aveva mai visto una creatura tanto incantevole come quella che aveva preso in trappola. I suoi colori erano belli come l'arcobaleno e su un'ala aveva una piuma nera corvina, tanto lunga. «Credevi di saccheggiare il mio giardino, eh?» disse la lepre, afferrando brutalmente l'uccello che si dimenava. «Stasera mi farai da cena». E sciolto il nodo si portò a casa la preda, mentre i suoi compagni continuavano a girare sulle loro teste. Era sul punto di ammazzarla, ma prima le strappò dall'ala la lunga piuma nera, pensando di metterla in cima alla sua capanna, come monito per altri eventuali uccelli ladri. Non appena lo fece, l'uccello svanì e la lepre si trovò davanti una bellissima ragazza. «Ti prego, ridammi la mia piuma magica», gridò lei in lacrime. «E no», rispose la lepre, «sei troppo bella per sfuggirmi. Se ti ridò la piuma, tu torni a essere un uccello e voli via dai tuoi compagni. Dov'è la tua casa?» «La mia casa è al di là delle nuvole», rispose la graziosa ragazza, «dove regna mio padre. Io sono la sua unica figlia e quelle che volano in circolo sulla tua capanna sono le mie damigelle. Hanno paura di tornare dai miei genitori senza di me. Ti prego, lasciami andare». La lepre non aveva nessuna intenzione di ascoltare le sue suppliche e così nascose la piuma magica sul tetto di paglia della capanna. Fu così che la principessa della nuvola fu costretta a restare con lei. I suoi modi con la bella prigioniera erano gentili. In cambio, lei spazzava la capanna e sbrigava tutte le faccende domestiche. Alla fine la vita si stabilizzò in una routine felice per entrambe e via via che passavano le settimane, la principessa della nuvola arrivò ad amare la sua carceriera. Un giorno disse alla lepre che se le avesse ridato la piuma magica avrebbe trasformato anche lei in un essere umano. Sulle prime la lepre diffidava, pensava che volesse giocarle uno scherzo per poi volarsene via. Lei però le assicurò che l'amava troppo intensamente per desiderare di tornare tra le nuvole senza di lei. Alla fine la lepre le restituì la piuma. Non appena riebbe la piuma in mano, la principessa della nuvola toccò la lepre, che si trasformò in un bellissimo principe, e subito le chiese di sposarlo. La principessa consentì prontamente, a condizione che il matrimonio restasse segreto. Le sue damigelle, infatti, spesso si aggiravano in volo sopra la capanna e se avessero detto al padre che aveva sposato un uomo della terra, lui l'avrebbe bandita per sempre dalla sua casa tra le nuvole. E così divennero marito e moglie e vissero felici insieme nella piccola capanna. Il re della nuvola mandò vari messaggi tramite le damigelle, implorando la figlia di tornare a casa. Ma poiché lei continuava a rifiutarsi, decise di uccidere l'uomo che le aveva rubato il cuore. A tal fine disse alle damigelle di fare amicizia sulla terra con un picchio e un topo. Una volta entrati in confidenza, avrebbero dovuto dire al picchio di trovare del veleno nella foresta e al topo di metterlo nel cibo dell'amante della figlia, sfruttando la sua abilità di entrare di soppiatto nella capanna.
Le due piccole creature accettarono la proposta e si misero a gironzolare vicino alla capanna per guadagnarsi la confidenza del principe e della sua bella moglie. Ben presto però si affezionarono talmente entrambi che quando fu il momento si rifiutarono di eseguire gli ordini del re della nuvola. Benché la principessa della nuvola fosse molto felice con il suo beneamato marito, finì col sentire la mancanza dei suoi simili e della sua casa. «Ti prego, ridammi la piuma magica», implorò il marito un giorno, «così che possiamo andare insieme a far visita alla mia gente in cielo. Può darsi che vedendoti essa accetti il nostro matrimonio e che mio padre ti accolga come un figlio». Il marito non poteva rifiutare una simile richiesta, perché lei era una buona moglie e lui aveva imparato a fidarsi. E così prese la piuma dal suo nascondiglio e la moglie la conficcò per terra, dove crebbe all'improvviso fino a bucare le nuvole su in alto. Chiamarono i loro amici, il picchio e il topo, affinché si unissero a loro e cominciarono la lunga ascesa nel cielo. Per primo arrivò il principe, seguito dalla principessa, poi il picchio e, per ultimo, il topo. Una volta attraversate le nuvole, giunsero a un immenso muro. Lì dove si trovava la punta della piuma si apriva una galleria, ma la strada era sbarrata da grossi macigni che sembravano incastrarsi l'uno nell'altro, senza giunzioni. «Ora», disse la principessa, «cominciano le difficoltà, poiché solo la mia damigella più fidata conosce la formula segreta per spostare il masso che nasconde l'ingresso al regno di mio padre. Non c'è fessura che sia troppo stretta per me», disse il topo. «Proverò a cercare un varco nella roccia finché non lo troverò». Gira e rigira, cominciò a controllare l'accesso alla galleria, nel tentativo di trovare una fenditura che svelasse il segreto. Ma per quanto ci provasse, era un incastro talmente perfetto che non riuscì a scorgere alcun appiglio per i suoi denti aguzzi. «Fai provare a me», disse il picchio. «Io passo la vita a bucherellare i tronchi degli alberi col becco e le mie orecchie riusciranno certo a scovare la cavità in cui giace il segreto». Toc, toc, toc faceva il piccolo becco, via via che il picchio bucherellava la roccia senza lasciarne intatto neppure un pezzetto. «Ah», disse alla fine, «deve essere qua, perché in questo punto si sente l'eco di una cavità». Raschiò con cura e tastò col becco appuntito e finalmente trovò una minuscola leva che era della stessa pietra grigia del muro ed era invisibile all'occhio. Provò ad attivarla e a tirarla finché alla fine si sbloccò. E quando la sollevò, la porta rocciosa scivolò su un lato ed essi scorsero una bellissima terra dove gli alberi verdeggiavano, i fiumi spumeggiavano e le bestie pascolavano beate. «Benvenuto nel regno di mio padre», disse la principessa rivolgendosi al suo principe. Poi gli fece strada in quella terra ridente, dove presto raggiunsero un grande villaggio con capanne ben fatte e recinti per gli animali. Tra il popolo della nuvola ci fu un gran fermento per l'inaspettato ritorno della principessa. «Ma chi è quest'uomo che hai portato con te?» le chiese il padre quando finirono i saluti. «È il mio amico terreno», rispose la figlia, «che ho imparato ad amare e vorrei che diventasse mio marito». «Che sciocchezza è questa?» chiese il re della nuvola irato. «La gente della nuvola non ha mai sposato quelli che vivono sulla terra. Deve tornarsene immediatamente a casa sua». Ma la principessa non volle dare ascolto alle parole del padre.
e disse che se lui mandava via il suo amato, anche lei sarebbe andata via di casa per sempre. La sua saggezza è superiore a quella di ogni altro uomo, disse il padre, e tu dovresti accoglierlo come un figlio. Va bene, disse il re, vedendo la figlia tanto determinata. Lo lasceremo restare per un po'. Ma in realtà aveva in animo di escogitare un piano per uccidere l'uomo della terra, in modo da far sembrare la cosa un incidente. Poi diede ordine di preparare una festa di benvenuto. Al topo piaceva mangiar bene e fu attratto in cucina dai profumi delle cibarie. Si intrufolò inosservato per raccogliere i bocconcini che cadevano per terra, ma aveva occhi e orecchie bene allerta e sentì il capocuoco che discuteva degli ordini del re di avvelenare l'uomo della terra. Osservò tutto con attenzione e quando i piatti con le prelibatezze furono pronti, vide che uno era stato messo da parte. Subito dopo arrivò il capo stregone del re e ci spruzzò sopra una polvere bianca. Il topo non perse tempo e corse dal principe. Arrampicandosi sulle sue spalle gli sussurrò: «La tua vita è in pericolo, oggi non mangiare nulla». Poi gli raccontò tutto quello che aveva visto e sentito nella cucina reale. E così il principe si salvò. Il re era infuriato per il fallimento del suo piano e così convocò il capo stregone. Per assicurarsi che nessuno udisse il suo progetto malvagio, i due ne discussero sotto l'albero del Gran Consiglio. «Questa volta», disse il re, «dovrai provocare una violenta grandinata sulle grandi pianure che si estendono fino all'orizzonte, tra il mio regno e i territori confinanti. Io manderò laggiù per una missione l'amante della principessa e la grandine lo ucciderà». A insaputa del re, il picchio si crogiolava al sole in alto tra i rami dell'albero e le sue orecchie aguzze sentirono la conversazione, così che anche lui fece un suo piano. Il mattino dopo, il re mandò chiamare il principe. «Voglio che tu recapiti un messaggio», disse, «al mio vicino, al di là della grande pianura che separa i nostri regni. Se dovrai rimanere con noi, è saggio che tu conosca la gente che vive ai nostri confini». Al mattino seguente il principe partì per il suo viaggio. «Potrei anche morire», pensò, e subito la grandine cominciò a cadere in grossi pezzi di ghiaccio appuntiti. Ma prima che riuscissero a toccare la sua testa, il picchio, che lo aveva seguito di nascosto, lo coprì con le sue ali magiche. Gli disse di stendersi a terra e lo riparò dal pericolo che arrivava dal cielo. Quando la bufera passò, il principe si rialzò confuso. La desolazione si stendeva tutto intorno a perdita d'occhio e benché la grandine si fosse conficcata nel terreno, il principe era illeso. Possiamo immaginare la rabbia del re quando vide tornare il principe sano e salvo. Chiamò a raccolta tutti gli stregoni. «Dobbiamo organizzare una caccia in onore del principe», decisero infine. «Ci saranno molti cacciatori con arco e frecce, e chi potrà mai dire quale freccia lo colpirà?» Di nuovo il picchio era appollaiato in cima all'albero e sentì il piano scellerato. Volò rapido alla capanna del capo stregone, dove preparò un amuleto magico. Disse al principe di metterselo al collo e di tenerlo ben nascosto. In tal modo, garantì, le frecce avrebbero schivato il suo corpo. Il giorno della caccia, molti cacciatori cercarono di guadagnarsi il favore del re uccidendo il principe. Ma benché il loro intento fosse sincero,
Le loro frecce non fecero che cadere a terra invano, senza colpire il bersaglio. Il principe tornò illeso ancora una volta. Mia adorata, disse la principessa della nuvola quella notte, tuo padre non si darà pace finché non mi avrà ucciso. È tempo che io torni alla mia casa sulla terra. La vita senza di te, marito mio, non conterebbe niente per me, disse lei, verrò con te. E così, nel cuore della notte, quando tutti dormivano profondamente, il principe, la principessa, il picchio e il topo se la svignarono verso la porta tra le nuvole. Non appena la principessa gettò la piuma giù verso la terra, essa si posò davanti alla porta della piccola capanna del principe. A quel punto tutti discesero, abbandonando per sempre il popolo della nuvola. Esprimi un desiderio, disse il picchio al principe, e il tuo amuleto magico lo farà avverare. Il mio più grande desiderio è una casa che sia degna di mia moglie. All'improvviso comparve davanti a loro uno splendido villaggio, popolato da sudditi che li accolsero come sovrani. Buoi dagli occhi dolci brucavano immersi fino alle ginocchia nei pascoli verdi e una vecchia, gentile e rugosa fece strada a un gruppo di damigelle per scortare la principessa alla sua capanna reale. Il desiderio successivo del principe fu che il picchio e il topo diventassero esseri umani, cosa che avvenne in un batter d'occhio. Poi venne indetta una festa per celebrare il matrimonio del principe con la principessa della nuvola. Il topo divenne gran consigliere e i 4 amici vissero fino alla vecchiaia matura e felice, governando con saggezza il loro popolo. Bene, spero che questa favola vi sia piaciuta e la prossima volta ve ne leggerò un'altra, sempre presa da questo libro. Buona giornata a tutti e a presto!